Ufficialmente di professione muratore, si occupava di tumulazioni nel cimitero di Favara. Emanuele Ferraro, il 41enne, sposato e padre di figli, ucciso ieri in un agguato in via Diaz, a pochi passi dalla chiesa madre della cittadina agrigentina. Un comando, forse composto da 2 o 3 persone, lo hanno freddato senza lasciargli scampo, con almeno 5 colpi di pistola. Sembra una semiautomatica calibro 7,65. L'uomo, si ipotizza, avesse intuito quello che gli stava per accadere e che avrebbe tentato la fuga aprendo la portiera della sua Fiat Fiorino, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Una vettura sarebbe stata vista sfrecciare via dalla zona, sembra una Y10. Le indagini sono cominciate a ritmo elevato sin da subito. Alcune persone sarebbero state sottoposte allo STAB, l'esame che consente di scoprire tracce di polvere da sparo sulle mani. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dell'agguato, sembra che le forze dell'ordine già da ieri sera abbiano effettuato delle perquisizioni. Le indagini sono passate nelle mani della direzione distrettuale di Palermo, procedono nel massimo riservo. Si è giunti a questa determinazione d'accordo con il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sul luogo del delitto, attesa la chiara matrice mafiosa dell'evento. Ieri all'obitorio del cimitero di Fiavara l'ispezione cadaverica ad Agrigento, nei locali della squadra mobile guidata da Giovanni Minardi, familiari della vittima sottoposti ad interrogatorio. Emanuele Ferraro era stato iscritto nel registro degli indagati assieme ad altri 5 favaresi per le ipotesi di reato di concorso in tentato omicidio per ricettazione. L'indagine complessiva è quella che racchiude i delitti sull'asse Favara-Belgio, sui quali ha parlato abbondantemente il nuovo pentito Giuseppe 40. La faida tra Sicilia e il Belgio è cominciata il 14 settembre 2016 con un agguato in un condominio a Liegi, dove è stato ucciso Mario Iacheric, 28 anni, di Porto Empedocle. I killer hanno anche ferito Maurizio Di Stefano, 40 anni, di Favara. Un mese dopo, a Favara davanti al supermercato, mentre potava delle palme, è stato ucciso Carmelo Ciffa, 42 anni, a cui è seguita il 5 maggio 2017 l'uccisione a Liegi di Carmelo Sorce, 51 anni, colpito da una raffica di Kalashnikov all'uscita del suo ristorante. Con le stesse modalità, il 23 maggio 2017 a Favara è stato colpito Nicotra, panettiere, 35 anni, che però è sopravvissuto all'agguato. Ferraro, ucciso ieri, era indagato come uno dei presunti componenti del comando.